Diva FM presenta Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli. Eccoci qua, siamo pronti ad iniziare una nuova puntata di Made in Polesine. Come sempre, tutte le settimane siamo qua a taglietarvi, almeno questo è il nostro intento, su Radio Diva e su Made in Polesine Web TV. Io sono Davide Stefanelli. E Leandro Maggi, buongiorno. Qua, è lui, Leandro Maggi. Ascoltatori. C'è caldo ancora. Sì, c'è caldo. Sembrava che la settimana scorsa due piogge fosse cambiato il mondo. C'è caldo. C'è caldo ancora. Insomma, vabbè. Dai, siamo ad agosto. Siamo ad agosto e quindi oggi primo agosto. Non è che possiamo avere delle gelate notturne, no, sicuramente no. Sai cosa ho notato? Che quest'anno non tutti sono andati in ferie, a parte noi che siamo i due stacanovisti che non andiamo mai. Andiamo mai. Però mi sembra che quest'anno ci sia meno gente che va in ferie. Ma chi lo sa? Vabbè, è una impressione. È un'impressione, secondo me. Un po' c'è qualcuno che è andato in ferie anche quest'anno. Dai. I titoli di oggi. Allora, Bagnini eroi. E poi web e libertà di stampa. Poi discariche e Polesine. Portoviro è 1 milione di lavori. Milioni di euro, non 1 milione di lavori, proprio 1 milione di euro. O se no, 1 milione di lavoretti da €1 l'uno. Fai tu, poi alla fine. 1 milione di lavoretti da €1 l'uno. E poi ultimo, ma non ultimo, Portotolle e Spiga Verde 2019. Questi sono i titoli di oggi che andiamo ad affrontare all'interno di Made in Polesine. Noi torniamo tra pochissimo per iniziare la puntata di oggi. Siamo pronti? Prontissimi per il nostro primo il nostro primo titolo, che è molto corto, Bagnini eroi. E questo, insomma, è vero, dai. Perché quest'anno più che mai un sacco di ragazzi che fanno i bagnini. Ricordiamo che il bagnino sono molto giovani, poi tra l'altro tutti i ragazzi di 18-19 anni che naturalmente per l'estate arrotondano per poi dopo magari pagarsi gli studi. Una volta come era da noi la campagna Saccarino, ci andava a lavorare un po' d'estate. Quindi chapeau questi ragazzi che si danno da fare, e siccome poi dopo si dice sempre che i ragazzi non c'hanno voglia di fare niente, e invece non è vero. E molto spesso i giovani sono molto meglio di noi, ma questa è un'altra storia. Perché parliamo di bagnini eroi? Perché proprio la settimana scorsa Andrea Fattorini ha salvato una vita, perché è corso, non era tra l'altro nel suo bagno a Boccasette, con un defibrillatore, e ha salvato un signore che probabilmente stava facendo un infarto o altro, e quindi chapeau. Ma poi ricordiamo che a Rosolina Mare già all'inizio della stagione era successo anche dei bagnini avevano salvato dei signori. Anche qua per esempio Alberto Vastano, che ha 18 anni, che tra l'altro è il nipote del nostro amico Pasquale, che salutiamo, ci fa piacere anche ricordarlo, buon sangue non mente, anche lui si è reso partecipe e protagonista di un salvataggio. Che dire, quindi innanzitutto complimenti anche a questa cooperativa che gestisce appunto tutte queste decine di bagnini, non solo nelle spiagge del nostro Polesine ma anche nei lidi ferraresi eccetera, e quindi è un'altra realtà di quelle realtà che magari sono un po' sottobosco, non le conosciamo, ma però danno lavoro a tantissima gente e in particolar modo a tanti giovani, e quindi chapeau anche a questa cooperativa. Certo. Che dire poi? Noi sottovalutiamo un po' la figura del bagnino, perché ci sembrerebbe quasi una figura inutile. Invece se fossimo un po' più bravi e andassimo meno al largo, e quando ci consigliano di non andare troppo lontano quando c'è il mare mosso, tanto chi se ne frega, ce la faccio, esatto. Non ho problemi, e poi dopo. Tra l'altro ricordiamo che se succede qualcosa, che magari purtroppo ci sono degli eventi spiacevoli, tra l'altro vanno nelle rogne anche i bagnini. Quindi questi ragazzini qua, che probabilmente non prenderanno neanche tanti miliardi, e in più prendono offese, c'hanno i bambini che gli rompono i marroni, vabbè. Quindi onore al merito a tutti i bagnini d'Italia, onore al merito in particolar modo ai bagnini del nostro comprensorio, certo. Quindi di questa cooperativa che è di Rosolina, ma che comunque ha un sacco di giovani del Polesine che ci lavorano, e bravi in particolar modo tra gli altri ad Andrea Fattorini,
che appunto ha salvato una vita a Boccasette, e visto che è il nostro amico anche il nonno, Adalberto Vastano. Certo, veramente. Che poi fare il bagnino non è una cosa semplicissima. No, poi bisogna fare... dico, non tutti ci riescono, perché sono molti coloro che si prodigano per fare il corso, per fare insomma, tutto quello che serve per diventare bagnino, ma non tutti però ce la fanno. Cioè, è una cosa che deve essere un po' tagliato anche sotto questo aspetto. Tra l'altro, con beneficio del dubbio, ci sembra che il corso costi anche 500 euro. Sì, oltretutto, insomma. Oltretutto. Quindi, vabbè, ma questa è un'altra storia. Abbiamo detto con beneficio del dubbio, non sappiamo se è proprio così, più o meno. Però costa, va bene. Va bene, dai. Ci sentiamo tra pochissimo per continuare Made in Polesine. Sempre noi, quelli di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Radio Diva FM e su Made in Polesine Web TV. E adesso un argomento molto importante, parliamo del web e libertà di stampa. Allora, c'era stato qualche mese fa qualche rogna, diciamo, ecco, se la possiamo chiamare, però siccome non so di cosa deve parlare, perché il nostro amico l'ho tenuto segreto, mi tiene tutto segreto, mi legge solamente i titoli e io sono veramente all'oscuro di tutto quanto. Sentiamo quali sono le considerazioni. Allora, il web sembrerebbe la massima libertà per tutti. Tutti possiamo dire qualcosa, tutti possiamo dire la nostra idea, e questo relativamente è vero. Però adesso faccio un esempio, visto che sono passati un paio di giorni, il fatto di Salvini, che il figlio che ha usato la moto d'acqua della polizia. Secondo me un peccato venialissimo, cioè. Vabbè, insomma. Però chi frequenta i social, sia Twitter e in particolar modo Facebook, se qualcuno si permette di fare una critica anche a questo fatto, è stato io personalmente, che avevo fatto una critica abbastanza blanda, dicendo che a me personalmente disturbava il fatto che la polizia avesse vietato le riprese, oppure volesse addirittura cancellare le riprese, e quindi questo andava contro la libertà di stampa, che è una delle grandi conquiste della nostra democrazia. Però fatto sta che quando sul web metti la notizia, ti massacrano. Se la notizia non piace a tanta gente, ti massacrano. E quindi cos'è la reazione? O vai contro i mulini a vento e cominci a fregartene e vai avanti con la tua campagna stampa. Non sto parlando dell'episodio in particolare, ma in generale. O se no cedi le armi. Ma siccome che per esempio già la settimana scorsa a un sindaco sardo hanno bruciato la casa e la macchina perché aveva fatto delle dichiarazioni impegnative. D'altra parte sappiamo quanto fango si butta addosso a persone magari che non la pensano come noi. Quindi la libertà di stampa in questo momento qua la chiedo a te proprio. La libertà di stampa è minata, oppure è talmente libera che possiamo dire tutto quello che vogliamo? Secondo me è molto minata, non è minata, è molto minata. Vediamo anche non solamente praticamente sul web, ma anche i giornali, anche quelli locali, quelli nazionali, insomma, che sono tutti schierati da una parte o dall'altra, quindi secondo me l'informazione è molto manipolata, nel senso che ci raccontano solamente quello che vogliono, e ci raccontano quello che gli sta bene in quel momento. Secondo me poi questo è vero anche, però perlomeno sai che un giornale schierato da una parte o dall'altra uno si fa un'idea. Però anche nel web è la stessa cosa. Io però sottolineavo il fatto che se non sei allineato, cominci ad aver paura a esprimere un tuo parere. La paura porta che la gente dice ma chi me lo fa fare? Io parlo nel mio esempio, penso un esempio di 1 miliardo di persone. In casa mi dicono ma per qual motivo ti vai a schierare qua contro questo? Cosa ti viene in tasca? Allora cos'è? Che le persone che magari vorrebbero contestare qualcosa fanno un passo indietro e si mettono a tacere. E questo fa il gioco di quelli che sono più prepotenti. Esatto, sì. Ecco, quindi questa attenzione, vigiliamo su questo discorso qua, perché non c'è democrazia se non c'è libertà di stampa, libertà di parola. Questo mi piaceva sottolinearlo anche in una rubrica come la nostra, leggera come vuoi, leggera quanto vuoi, che parla esclusivamente del Polesine, ma visto che anche se succede qualcosa in Polesine andiamo contro
la regola generale, ti massacrano. Esatto, sì. Va bene. È tutto, diciamo, rapportato in piccolo, uguale a quanto è nazionale, insomma, ecco, però noi siamo un po' più piccoli, però insomma diciamo che il risultato finale è sempre lo stesso. Ti faccio un esempio, l'ultimo? Dai. C'è stata praticamente un'acquazione a taglio di Po e che si è riempita la piazza di acqua. Io ho fatto solo le riprese dicendo due cose semplici proprio. Mi hanno massacrato. Hanno massacrato. Vabbè. Sei andato a toccare delle cose. Sono andato a toccare delle cose. A evidenziare delle cose che non si dovevano fare. Dai, quindi attenzione, stiamo vigili che quando la libertà di stampa non c'è più cominceremo a piangere. Breve pausa, torniamo tra pochissimo. A rientrare per continuare la puntata di oggi di Medi Polesine. Stiamo un po' ridacchiando perché ci abbiamo raccontato delle cose mentre andavano gli spot e mentre andavano le canzoni che insomma che non possiamo ripetere, fanno sorridere, però purtroppo ve lo diciamo, non possiamo ripetere radiofonicamente parlando. Detto questo, allora parliamo di discariche e Polesine. Dai, allora, cosa vogliamo dire? Un'altra notizia, proprio ieri c'era su tutti i giornali, sì, in particolar modo sul Gazzettino dove abbiamo rilevato appunto questa notizia: traffico illecito di scarti di tessuto. C'è anche il Polesine tra le destinazioni degli scarti provenienti dalle manifatture cinesi di Prato e Pistoia. Nei mesi scorsi a Fiesso Umbertiano, la scoperta di un capannone da 3.000 metri quadri imbottito di materiale di scarto. 3.000 metri quadri? Cioè Sì, ce ne stanno di sacchi neri che poi dopo non vengono smaltiti. Allora, perché ne parliamo? Innanzitutto perché è di una gravità estrema il fatto che si inquini o perlomeno non si sappia dove buttare la roba e la buttano qua da noi. Però l'abbiamo già parlato tante altre volte. La nostra zona, il Polesine in particolare, è un po' terra di conquista. Perché tra l'altro già negli anni 80, 70 e 90, io che sono abbastanza anzianotto, mi ricordo che avevano rilevato per esempio nelle campagne dell'anno nel Polesine dei fanghi che venivano dalle concerie di Vicenza. Sempre per il discorso dei tessuti, che sembrano le cose meno inquinanti del mondo, però le concerie di Vicenza sono le protagoniste, la Milteni in particolare, che è fallita, quindi non è più neanche attaccabile dal punto di vista economico, e la responsabile della FAF nell'Adige in particolare, negli altri fiumi, anche nel Po, eccetera eccetera. Quindi ecco, questo è il discorso qua. Ritorniamo anche al discorso del post della libertà di stampa. Dobbiamo vigilare noi, però se vigiliamo e poi ci bruciano la macchina è un po' difficile. È un po' difficile vigilare. Sì. Siccome che qualcuno ha parlato anche di appunto in Polesine, che non è tutta questa terra eccezionalmente sana e di brava gente, e qualcuno ci ha anche rimesso qualche gomma e qualche minaccia telefonica, quindi stiamo anche lì molto attenti. Esatto, sì. Tra l'altro ricordiamo che la nostra zona è una delle zone con la più alta incidenza di tumori alla tiroide. L'abbiamo già detto mille altre volte, abbiamo sempre dato la colpa alla centrale di Polesine Camerini, però adesso viene fuori che la centrale è ferma da mo' e i tumori continuano. E quindi da dove arrivano? Da dove arrivano? È l'acqua che beviamo, è le falde che sono inquinate, è qualcuno che ci ha buttato dentro delle scorie nei nostri comuni, eccetera. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, però se qualcuno vede qualcosa è giusto che la segnali, senza paura, e visto che siamo ancora uno Stato di diritto, con una polizia, i carabinieri e tutto che hanno la nostra massima stima, e quindi se ci rivolgiamo a loro sappiamo di avere una sponda buona, però dobbiamo continuare a vigilare. Noi siamo troppo fuori da tutti i circuiti, anche oltre che geografici, anche di comunicazione, perché non abbiamo autostrade vicino, non abbiamo aeroporti vicini, quindi possono fare di tutto e di più. Esatto, sì. Ecco, quindi guardiamo e controlliamo tutti, facciamo da sentinelle. Va bene, noi siamo qua se avete bisogno, Noi quello che possiamo facciamo. Con il nostro quanto possediamo, insomma, lo mettiamo anche a disposizione. Allora, abbiamo finito, abbiamo detto anche ultimato questo argomento, no, non è l'ultimo naturalmente. Siccome c'è molto caldo, io direi andiamo a bere qualcosa. Beh, ci beviamo qualcosa. Averci una lemon soda o un tamarindo. Dai, ci sentiamo tra poco per continuare il Made in Polesine. Continuare la puntata di oggi di Made in Polesine, come sempre tutte le settimane su Diva FM e anche su Made in Polesine Web TV, in replica poi anche
per chi non ha la possibilità di ascoltarci in prima puntata, diciamo in prima messa in onda il giovedì, anche il sabato mattino tra le 11 e mezzogiorno. Quindi, non potete sfuggirci. Esattamente, quindi non avete scuse. Dai. Detto questo, altro argomento, parliamo di Portoviro e 1 milione di euro di lavori. 1 milione di euro. allora, innanzitutto presentiamola come una Dai. ottima notizia, Sì. non una buona notizia, perché la Regione Veneto ha concesso 1 milione di euro per rilanciare l'economia a Portoviro. Portoviro hanno sfruttato il piano del distretto del commercio e del tartufo. Non so come c'è il tartufo, però ecco. Se magna. Se magna. Ed è Portoviro, tra l'altro, del Basso Polesine, è l'unico comune dove è stato riconosciuto il distretto del commercio. Ci saranno appunto dei contributi della regione per circa 1 milione di euro. Questa qua è una buonissima notizia. Come verranno ripartiti questo 1 milione di euro? Allora, la riqualificazione delle piazze principali, quindi Piazza Repubblica e la Piazza Caduti Triestini, e poi la riqualificazione del Corso di Sorgimento. Sempre 1 milione, non è che sia 1 miliardo, quindi già per me qua ci siamo mangiati 1 milione. Perché, vabbè, quindi rilancia l'economia, vabbè, comunque ci sta. Diciamo anche che le piazze sono state fatte e rifatte più volte, adesso le rifacciamo di nuovo queste piazze. Vabbè, io poi sono polemico, però potevo risparmiarmela. In ogni caso è una buona notizia. Però l'ho detto io, insomma, ecco, mi sembra anche... Però, poi il Corso del Sorgimento, insomma, che è la via principale di Portoviro, ma quella c'è bisogno un po' di... Sì, c'è un po' bisogno, perché ci sono dei caseggiati non certo all'altezza della situazione, esteticamente insomma rovinano un po' tutto quello che è. Però poi cosa dire? Tra le cose buone c'è anche gli incentivi per le attività esistenti, quindi che possono riqualificare il loro negozio, cambiare un po' l'arredamento, eccetera, eccetera, con un massimo di 2.000 euro. Massimo di 2.000 euro. Voi e pochi, sono pochi. 2.000 euro non so cosa... E poi anche per chi fa nuove attività sempre a Portoviro ci sarà un contributo di 2.000 euro per pagare l'affitto per un anno. Buona l'iniziativa, buona, però 2.000 euro l'affitto per un anno non so dove lo pagano, cioè 180 euro al mese. Dove è che paghi 180 euro al mese? Una mensilità si paga. Ma forse un negozio, penso a Portoviro, minimo 2 vetrine sono 1.000 euro al mese. Sì, dai. Vabbè, però questa è un'altra storia. Comunque, in ogni caso, dai, è una buona notizia che magari andrebbe un pochino rivista, un attimino e controllata. Da ex commerciante avrei preferito che invece di mettere a posto le piazze avrei dato più contributi ai commercianti, ma chi siamo noi? Comunque i lavori possiamo dirlo, però sì, possiamo dirlo. I lavori cominceranno aprile 2020 e finiranno. È un verbo nuovo. È un verbo nuovo. E finiranno nel 2021. Vabbè. Quindi 1 milioncino di eurini arrivano a Portoviro. Vabbè, io le piazze lascerei così. Sì, anch'io sinceramente, perché ci ho messo le mani talmente tante volte che... Vabbè, io le piazze, comunque chi siamo noi? Vabbè, dai, ci sentiamo tra poco per l'ultimo argomento di oggi. Allora, per l'ultimo argomento di oggi che andiamo a affrontare all'interno di Made in Polesine, guarda caso parliamo a questo punto di un altro porto, ma Porto Tolle, abbiamo parlato di Portoviro, adesso Porto Tolle, Spiga Verde 2019, e questa è una notizia buona, buonissima notizia. Allora, 2019, 42 località rurali in tutta Italia potranno fregiarsi in questa quarta edizione che è appena avvenuta del riconoscimento Spighe Verdi. Spighe Verdi è un programma FEE pensato per guidare i comuni rurali passo dopo passo a scegliere strategie di gestione del territorio in un percorso virtuoso. Allora, cosa vuol dire? Che dal punto di vista agricolo Porto Tolle sono bravi, perché tra l'altro in Veneto sono solo 3 comuni che possono fregiarsi di questa Spiga Verde, che sono oltre a Porto Tolle, Caorle in provincia di Venezia e Montagnana a Padova, ed è stato un riconoscimento che Roberto Pizzoli, che è il sindaco, e Silvana Mantovani, il vice sindaco, sono andati a Roma a ricevere nella sede della Confagricoltura. Complimenti. Quindi Porto Tolle è sempre più all'avanguardia dal punto di vista turistico, perché ci sono un sacco di cose pronte per diventare interessanti, non ultimo il fatto della riconversione della centrale, ma poi anche giustamente che è un grande comune importante rurale, con questo riconoscimento.
chapeau agli amici di Porto Tolle e complimenti sempre. Complimenti veramente da parte nostra, insomma, tutto lo staff di Radio Diva e anche quello di Made in Polesine, insomma, che più o meno siamo sempre gli stessi. La premiazione è perché nel comune c'è la presenza di produzioni agricole tipiche, sostenibilità, innovazione in agricoltura, la valorizzazione delle aree naturalistiche e cura dell'arredo urbano e accessibilità. Chapeau di nuovo, va bene. E questo era l'ultimo argomento, noi a questo punto ci fermiamo, brevissima pausa, ci sentiamo subito dopo per i saluti finali. Questa puntata è veramente volata, veramente. È stata una puntata un po' piccante. Sì, un po' diciamo, sì, avevamo qualche sassolino nella scarpa, qualche puntino sulle i. Un po' di sassolini nella scarpa ce li siamo tirati via, ne abbiamo anche altri, ma siamo troppo buoni. Sì, dai, magari nelle prossime puntate può darsi, dai. Vabbè. Bene, con questo abbiamo veramente concluso. Noi ci sentiamo la prossima settimana, come sempre, qui su Diva FM e su Made in Polesine Web TV. Da parte mia, Davide Stefanelli e Leandro Maggi, l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi. Naturalmente ci sentiamo giovedì prossimo e a questo punto il nostro classico countdown 3, 2, 1, chapeau. Ciao a tutti. Made in Polesine, la rubrica settimanale che racconta le eccellenze del Polesine. In studio Leandro Maggi e Davide Stefanelli.